Ciao da Nicoletta, eccoci all'interno di un passo oltre. Oggi vi parlo di switch, di come essere più presenti, di come essere più concentrati, di come recuperare l'energia, di come essere con la testa nel qui e ora. Perché quante volte ti succede di essere stanco e non riuscire a trovare quel click che ti permette di riessere in quello che stai facendo? Quante volte la necessità di essere presente in una prova importante, che possa essere un colloquio con una persona, un incontro d'affari, un esame universitario, qualsiasi altra cosa. Questa strategia è una strategia che utilizzo da tantissimo tempo e mi aiuta veramente molto, perché mente e corpo sono uniti. Cosa significa? Se io non sono concentrato, ho difficoltà a decidere razionalmente di essere concentrato. Il modo migliore per fare in modo che questo avvenga è agire sul corpo. Qui c'è un punto, nell'agopuntura cinese, si chiama il punto karate, dalla mossa del karate. Solo stimolando questo punto, o picchiettando, o facendo così, poi ti spiego in modo più approfondito, vai a far sì che tutta la parte del cervello abbia una sorta di illuminazione. In che senso? La nostra buona Larissa dal di là della camera ci aiuterà poi nel montaggio con questo. Hai presente come è fatto il cervello? Il cervello è costituito dalle cellule neuronali, dai neuroni. Immagina questa scena. Lo switch permette a tutti i neuroni di illuminarsi. È come dire, vado ad attivare tutte le aree cerebrali. Quanto utile sarebbe attivare tutti i muscoli prima di una gara? Quanto importante è, prima di qualsiasi cosa, attivare le aree del cervello e mettere in interconnessione l'emisfero destro, che è quello più creativo, più immaginativo, con l'emisfero sinistro, che è quello più procedurale, più razionale. Come si fa? Metti le mani così, ti chiedo di fare proprio questo, e senti che non c'è nulla di che. Quante volte ti succede di fare una camminata veloce dopo tanto tempo che magari non cammini più, una mezz'oretta, e di sentire quella sorta di formicolio alle gambe che ti permette di sentire che hai rimesso in moto l'energia. Adesso dal sottofondo partirà un cronometro e fai con me questo: un pugno pugno, pugno pugno, così, pugno pugno, pugno pugno. Parte il cronometro e per 30 secondi facciamo così. Ok? Ora rimetti le mani così, senti quella sorta di formicolio, pazzesco, no? Perché solo in 30 secondi abbiamo rimesso in moto l'energia. A cosa serve lo switch? Prima di una gara, prima di una manifestazione importante, prima di un colloquio, prima di un appuntamento, prima di metterti al computer per creare quel progetto importante, prima di metterti sui libri, prima di qualsiasi cosa. È come dire, lo switch serve a concimare, dissodare, arare il terreno prima di seminare. Quante volte semini in un terreno che non è arato? Se io seminassi qui non attecchirebbe nulla. Se invece io vado a dissodare, concimare, ad arare quel terreno, c'è molta più probabilità che il seme attecchisca. Quindi buono switch, e ringraziamo Roy Martina che ha insegnato questa strategia che significa letteralmente interruttore, perché lo switch mi permette di rompere con lo schema di quello che sto facendo, riessere nel qui e ora, essere presente e prepararmi a quello che andrò a fare. E quindi prima di ogni cosa importante io ti consiglio di switchare. Anche io lo uso tantissimo quando sono in auto, quando sono stanca, quando ho un momento in cui mi sento che mentalmente non sono più lucida, quando ho bisogno di essere in equilibrio nel presente, nel qui e ora, switcho. Fammi sapere, condividi questo video con i tuoi amici, fammi sapere cosa ne pensi e che risultati hai avuto, perché ricorda, mente e corpo sono uniti. Se agisco con il corpo, posso condizionare la mente. Ciao, ciao ciao!